Cari amici dell'Opinionista, buongiorno. Allora, io avrei la proposta di un nuovo sindaco, un sindaco che veramente potrebbe cambiare le cose qui a Napoli. L'ho visto di nuovo ieri in televisione da Bruno Vespa, porta a porta, mi chiede come fa perché lui ospita comunque, perché lo ospiti, però sto parlando di Matteo Salvini. Perché lui, vedete, si è accorto veramente di tutte le beghe e le malefatte di noi napoletani. Allora, siccome al nord abbiamo visto che la cosa va molto meglio, perché al nord hanno combattuto, si combatte continuamente e l'indisciplina e le varie possibili organizzazioni malavitose, perlomeno quelle apparenti. Lui si è accorto che a Napoli, per esempio, ha detto ieri che a Napoli il 70% evade la tassa della spazzatura. Allora io la pago la tassa della spazzatura, però vorrei dire semplicemente questo al sindaco, al nostro sindaco Salvini, perché io vedo proprio sindaco Salvini, salverà la situazione di Napoli. La tassa della spazzatura che paghiamo a Napoli è 4 volte quella che si paga a Milano. Mettiamo la tassa della spazzatura 4 volte a Milano e vediamo se ci sarà un'evasione della tassa della spazzatura da parte dei milanesi. Le assicurazioni che noi paghiamo per i brogli che fanno le assicurazioni stesse e le fanno al sud, perché al sud fa comodo fare i brogli, io che sono in prima classe devo pagare 4-5 volte a quello che si paga in altre città. Ci vuole un sindaco come te. Io sono convinto che tu, che critichi ovviamente il sud, il meridione, cioè sai come si potrebbero mettere a posto le cose, caro Matteo Salvini. Matteo, sai, già la dice lunga, Matteo, San Matteo era esattore di tasse, quindi ecco perché tu ti sei accorto probabilmente che a Napoli ci sta questa evasione della tassa della spazzatura, che poi del resto è sempre per la strada, attenzione, poi noi paghiamo pure la raccolta differenziata, che qua a Napoli non si fa, però vabbè, questo cose che tu metterai a posto, perché tu, Matteo Salvini, potresti essere il salvatore della patria. Anzi, guarda, io ti faccio ascoltare l'inno che tu hai fatto a noi napoletani, questo. Vedete, la realtà è che noi del meridione, noi del sud, i meridionali, i napoletani, avevamo la risoluzione dei problemi a portata di mano e non ce ne avvedevamo, non ce ne accorgevamo, ma anche lo Stato italiano. Ma voi pensate che solo un uomo del nord ha messo alla dirigenza del meridione può mettere a posto i guai del meridione? Piglia Matteo Salvini, ma come fai tu a non comprendere che un personaggio come Matteo Salvini ti può mettere a posto tutta la situazione del meridione? Che Carla di Borbone, quante cose mi immagino. Io mi immagino pure tu con la saponetta in mano, con la spugna che ci laviamo una alla volta, perché veramente non ci laviamo. Allora se tu vieni, tu ci laverai tutti qua, ci monderai, ci renderai puliti. Pensa un po', tu ci farai vaccinare tutti quanti, tutti i napoletani senza il colera. Rivedremo di nuovo la nostra città ripopolata di cani. Io già li vedo tutti quanti a Piazza Municipi vicino a te, tutti i cani che sono tornati felici perché non devono scappare più per colpa di noi napoletani, perché tu hai messo le cose a posto. Tu sarai il nostro salvatore, vieni, io ti ho creato anche il nuovo inno, tutto per te.
Senti che odore profumano i giardini, arriva l'onorevole Salvini, lui solverà tutta la situazione dei guai e dei problemi che abbiamo in meridione. Bravissimo Salvini, noi vogliamo te, basta che stai al volino custodi Lorenzo, questi quattro imbroglioni. Tu sei quello che risolverà la situazione, tu che conosci la discriminazione, tu hai capito che noi siamo discriminati, hai capito che il popolo del sud è bistrattato e tu vuoi fare di tutto per salvarci. Caro Bruno Vespa, tu mi hai messo ovviamente un grande oppositore a Matteo Salvini, hai messo Siani che con la sua ironicità, con il suo sarcasmo, con la sua satira politica, lui riesce proprio a non far parlare più a Salvini. Ma perché non inviti qualcuno invece che non è in grado di controbattere Salvini? Uno come me, umile, così gli diamo pure più forza all'onorevole dei nostri orgogli, Matteo Salvini, Salvini. Vai avanti tu sei forte e noi speriamo in te. Napoletani, votate come sindaco di Napoli Matteo Salvini e porta a casa.